atmosfera fantastica qui al Paloreto di Palermo. Benvenuti qui alla prima gara di campionato di Serie B tra Mistral Palermo e Sporting Alcamo. Un sottopiede che rispetta un'atmosfera clamorosa, un debutto che vale doppio per entrambe le squadre, un debutto storico sia per il Mistral Palermo, nato appunto in questa estate dalle ceneri di Mistral Carini e Città di Palermo, mentre per lo Sporting Alcamo è anche un debutto perché oggi sarà la prima in Serie B. Andiamo subito con le formazioni. Mistral che giocherà con Giglio e Dilberto in porta, Dorio, Bassocovo, Torciglia, Muro, Cascini, Rizzo, Calissi, Napoli, Esposito, allenatore ovviamente è il signor Cappello. Quanto riguarda invece lo Sporting, 3 portieri per Di Chizzi, Vilardi e Garonna, poi Monteleone, Saccaro, Adragna, Bardan Plaza, Sopo, Scalavino, Di Gaetano e Di Giuseppe a completare gli 11 scelti dal nuovo allenatore dello Sporting Alcamo, ovvero il buon Vincenzo Giacalone, che all'inizio, se corse ai ricorsi storici, era il vice prescelto di Cappello per questa nuova avventura al Mistral Palermo. In realtà poi ha scelto la nuovo nuova avventura allo Sporting Alcamo, neopromosso dopo la vittoria nei playoff. Li sentite qua gli ultras che sono davvero clamorosi per il Mistral Palermo, una prima gara storica per la formazione nero-oro che attaccherà la parte destra del vostro schermo, mentre lo Sporting Alcamo con questo completino giallo evidenziatore attaccherà invece dalla parte opposta. Gli arbitri di oggi sono il signor Barbagallo della sezione acireale e il signor Gurrieri della sezione di Ragusa. Cronometrista sarà il signor Martinico di Marsala. Un attimo di pausa e poi si inizierà finalmente con il campionato di Serie B. 11 squadre, 10 siciliane, solamente una calabrese, quindi più facile dal punto di vista logistico per le formazioni della Trinacria. Ovviamente aspettiamo il fischio di inizio, deve arrivare a breve. Mistral che appunto l'anno scorso sotto il nome di Mistral Carini è arrivata ai playoff di Serie B. Mistral Carini che nella stagione 21-22 ha vinto il campionato di C2, nella stagione 22-23 ha vinto quello di C1 per andare finalmente in Serie B, ha vinto il ripescaggio della Serie C1 per approdare poi in Serie B. Per quanto riguarda invece la formazione alcamese, l'anno scorso una stagione a 2 facce, un'andata clamorosa con un campionato dominato, poi il ritorno ha perso da 3 colpi e si è dovuto accontentare quindi della seconda posizione in classifica alle spalle del Plus Palermo, passando poi tramite il Palermo. Il pallone per Mistral, lo riconquista qui Capizzi, che però spinge, attenzione poi a pressing alto portato in questo caso dalla formazione oro-nero. Buono per Muro, c'è deviazione, sarà rimessa in favore dello Sporting Alcamo. In porta Gianluca Perdichizzi, acquistato in estate dal Futsal Club Palermo, che abbiamo seguito l'anno scorso grazie al nostro carissimo Marco Gembuso, cavalcata dai ragazzi rosanero di Mister Gentile, che è arrivata fino alla vittoria della Coppa Provinciale e soprattutto del campionato, e quindi ha portato la promozione in Serie C2. Perdichizzi ha ricevuto la chiamata di Mister Giacalone e ovviamente non ha rifiutato un'occasione importante, un'occasione che può valere ovviamente una carriera a 38 anni. Adesso c'è qualche problema per quanto riguarda probabilmente le casacche, che c'era qualche confusione con Mister Giacalone, che aveva
la maglietta nera, la maglietta nera, quindi si è messo una casacca per distinguersi dai ragazzi in campo. Diliberto, lontano, ripreso adesso dallo Sporting Alcamo, che gira con i suoi 4 in movimento. Attenzione alla corsa che prova a portare Antonio Di Giuseppe, fermato, ebbene, anche se ha ricevuto un colpo al volto, quindi sarà subito controllato il duo di direttori di classe. Si è giocato solo un minuto di questa sfida, ricordiamo valida per la prima giornata del campionato di Serie B Girone H, quest'anno a dominanza siciliana con 10 squadre su 11. Attenzione a Rizzo che prova il tiro alto, carica i tifosi, gli ultras del Mistral Palermo. Ricordiamo, squadra appunto generata in questa estate dalla fusione tra Mistral Carini e Città di Palermo, per cercare di centrare la Serie A2 in questa nuova annata che vede 11 squadre al via, al 9 contro il Girone. Per Di Chizzi, torna al suo compagno Diliberto, perde palla numero 64 di Giuseppe. L'attenzione a un altro lancio proprio per lui. Di Giuseppe può andare al tiro, fermato da Diliberto. Ottima uscita del portiere del Mistral. Palla per l'Alcamo, Zoppo alla battuta. Il tiro poi provato qui dallo Sporting Alcamo, fuori. Rizzo, si tiene il giro palla del Mistral, che adesso prova subito ad agire sulla fascia sinistra. Attacco qua a liberare ancora una volta dall'altra parte del campo. Di Suola chiama palla Dorio, palla è proprio per lui, ancora lui, il tiro di Muro, fuori. Adesso la palla è di nuovo del Mistral. Sentite i cori dei tifosi dell'Ultra. Sono ancora a Rizzo. Deve anche andare al tiro con la parata di Perdi Chizzi, super intervento del numero 2. Si scalda subito le mani Gianluca Perdi Chizzi, ricordiamo, campione in carica della Serie D col Palermo Pizza, nuova esperienza qua in Serie B. Attenzione al tiro provato da Muro, completamente al lato liscio del numero 8. Bardan Plaza per Zoppo, grande acquisto Zoppo, dopo anni di Serie A con il Sandro Abate Avellino, con il Lido d'Ostia. Attenzione poi a Bardan, ancora il numero 9, ritorna dove c'è proprio Zoppo, fermato Zoppo, rimessa in favore dello Sporting Alcamo. Giuseppe a cercare un'altra volta Zoppo, mi sta muovendo tanto, ma lui Bardan che è solo al pressing. Attenzione adesso al mister che può andare avanti, fermato qui bene anche con un fallo. Tony Cascino fermato, non è irregolare secondo quanto deciso dal duo arbitrale da Zoppo. Calcio di punizione in favore del Mistral. Muro, Orizzo, c'è anche Cascino tra i designati. Viene chiamato Muro dai tifosi del Mistral. Parlottano Rizzo e del campo.
può andare, proprio Muro colpisce il muro giallo dello Sporting. Attenzione di Liberto, insiste, entrava da campo avversario, quindi può toccare il pallone, adesso ritornerà nella sua. Attenzione ancora a Cascino, fermato da Perdichizzi in uscita. Allo Sporting Alcamo che riparte in contropiede, fermato di Giuseppe, palla buona per Cascino all'altro lato, torna dietro Cascino e poi attenzione ancora al Mistral. Dietro Muro, basso Copo, Rizzo controlla, va al tiro Rizzo, fuori, prima grande occasione per il Mistral, prima grande vera azione di futsal costruita dai ragazzi di Cappello, in cerca ovviamente del primo storico gol della nuova società, anche lo Sporting in cerca del primo gol in Serie B. Attenzione, Rizzo riprende palla, il tiro fermato ma rimane il pallone, brava, poi ripresa dello Sporting a rimediare, basso Copo, ancora le parti di Muro, fermato, non è a regolare da Zoppo. Sempre Muro, dalle parti di Basso Cobo. Rizzo. Ancora lui. Palamuro, solissimo a sinistra, fermato dallo Sporting Alcamo, ancora il capitano di Giuseppe, ma attenzione sempre al Mistral. Fermato qui, attenzione al tiro. E c'è il fischio, incredibile errore qui degli arbitri. Aveva fatto gol regolarmente anche. In questo caso Bardan Plaza era fuori dai pali di Liberto, però aveva già fischiato il signor Barbargallo, quindi gol non valido, quindi 0-0. Bel gol di Bardan, ma inutile. Rizzo, basso Cobo, palla buona per Muro. Rizzo pensa anche al tiro, il numero 10, si riappoggia a Muro, basso Cobo, giro palla quindi del Mistral, nella metà campo avversario dopo il rischio corso poco fa. Attenzione ancora qui alla corsa, basso Cobo, Muro, si difende bene lo Sporting, non trova Parchi il Mistral, Rizzo proprio il tiro fuori. 14:30 da giocare in questo primo tempo, 0-0 tra Mistral e Sporting Alcamo. Bardan Plaza aveva aperto le danze, ma gol non valido, ha fatto il fischio dell'arbitro. Attenzione, Liberto riprende palla, sorpreso il giovane portiere del Mistral. Attenzione ancora, è solissimo qui Muro, Perdichizzi, che uscita di Perdichizzi, altra importante parata del numero 2. Le sue qualità qui Gianluca Perdichizzi, 38 anni, grande occasione per lo Sporting Alcamo quest'anno. Passo fuori, Muro controlla, punta sull'avversario, prova il tiro, fermato bene anche qua dal numero 21 Francesco Scalavino, ex 3M. Passo fuori, Rizzo controlla, potrebbe andare, ancora Rizzo, fermato da Scalavino. Aspetta un po' prima di rimettere il pallone in campo Cascino, sempre Muro. Rizzo chiama la palla a basso Copo, deve prendere lui perché non c'è intesa da Rizzo, il numero 5. Corre Rizzo, fermato e bene da Bardan. E allora Zoppo può andare, ancora lui. Zoppo dalle parti di Scalavino, esce di Liberto, pallone ancora in campo, può prenderla poi il numero 26. Attenzione poi a Cascino, ancora lui, Cascino, 1-0.
l'urlo del Paloreto, ha segnato Cascino, grande destro che si insacca alle spalle di Perdichizzi. Abbiamo lasciato parlare gli Ultras, il fantastico DJ set posto qui al Paloreto. 1-0 Mistral, primo gol della storia della società nuova di Zecca Rosa, Nero e Oro. Attenzione però ancora il pallone fermato lì da Bardan. Perdichizzi prende palla, Sporting che ha sofferto ma ha fatto gol non valido. Poi Zoppo spunta per Sporting, ancora Scalavino al centro, il tacco provato qui dagli Monteleone, uno dei confermati della scorsa stagione, comunque vincente dello Sporting, però è sotto 1-0, gol di Cannino. Torcibia, il capitano Marco Torcibia si appoggia dietro. Torcibia, ancora lui, ritorna, fermato, può ripartire Bardan Plaza, attenzione allo spagnolo, ancora Bardan Plaza, non c'è niente. Steso il numero 9, 150 gol nelle ultime 3 stagioni per Bardan Plaza, ne ha fatto uno fantastico poco fa. Scambio con Scalavino, palla di nuovo per lo Sporting, calcio d'angolo. Silenziano i tifosi avversari, ragazzi dello Sporting, un po' di paura per il Mistral che è in vantaggio. Monteleone, lo scambio qua con Bardan Plaza, Scalavino riprende palla però il Mistral, ritorna a suonare la torsida nero e oro. Torcida, Filiberto, esce perfettamente Monteleone. La palla ancora per il Mistral, 11:56 alla fine di questo primo tempo, siamo quasi alla metà. Si gioca molto questa prima parte di gara, squadre che vogliono studiarsi sì, ma al tempo stesso soprattutto il Mistral non perdono tempo per cercare qualche incursione nella metà campo avversario, può portare al gol come nel caso di Cascino. Attenzione ancora, pallone preso qui da Dorio, appena entrato il numero 4, chiama schema Dorio, calcio d'angolo, anzi no, per il Mistral. Attenzione al tiro deviato, poi esce lo Sporting Alcamo, ancora Dorio fermato da Bardan Plaza. Calcio d'angolo per il Mistral, andrà Torcibia alla battuta, lo scambio favorisce Muro, poi il numero 8, libero e destro, va Torcibia, pallone che passa per Di Chizzi, bravo un'altra volta, reattivo il numero 2, poi pensa addirittura al tiro di Liberto, che tiene anche in campo, stavolta non si fa sorprendere di Liberto. Torcibia, la palla è ancora buona per Mistral, la giocata qui con Napoli, appena entrato Mario Napoli, la giocata è per lui, viene però capita, ritorna ad essere giallo il possesso con lo Sporting Alcamo, che potrà quindi finalmente cominciare anche una delle azioni pericolose che hanno contraddistinto l'anno scorso, una squadra che giocava spesso addirittura a 5 perché il portiere Guerrero di origini argentine era uno di quelli che in porta fissava pochissimo durante la partita. Attenzione Monteleone, cercare buono il pallone per Zoppo, grande chiusura di Torcibia, il capitano che si immola per la squadra. Bardan,
Zoppo, ancora per Bardan, se ne va, sempre lui, Bardan, la finta il tiro, fermato da Diliberto. Per Monteleone, mentre scaricare in porta, fermato da Napoli. Cresce però di intensità lo Sporting Alcamo, le sue scorribande nel campo avversario, ovviamente con i suoi principali attori. Difende palla Napoli, per attenzione, è uscito un pallone. 9:49, abbiamo passato da 11 minuti l'inizio della gara, 11 secondi, la metà di questo primo tempo, che finora ha visto solamente un gol, quello del Mistral con la rete di Cascino, e chi se non lui, gol a grappoli nelle ultime stagioni. Adesso la palla continua a essere oro nero. Possesso del Mistral, Torcida, ultimo uomo, rischia, Esposito, poi è entrato in campo il 23. Attenzione ancora alla giocata provata qui, Dorio che rischia, perde palla, ultimo tocco di Esposito, palla per lo Sporting Alcamo. Zoppo, fallo non segnalato, intervento da Dorio e un'altra volta Bardan. Palla in favore comunque dei ragazzi in maglia gialla. Decisione unanime per il duo arbitrale formato da Luigi Barbagallo, la sezione di Acireale, e Carmelo Gurrieri di quella di Ragusa. Zoppo guarda in aria, guarda dietro. Scaladino, la giocata di Scaladino, il tiro deviato, e quindi calcio d'angolo. Prova a tornare al gol numero 21, l'anno scorso ne ha fatti diversi con la maglia del Trento in Serie C1, diverse anche lo Sporting Alcamo. Zoppo, controllo, fermato, e anche di Zoppo. Palla per il Mistral, Torcivia, se ne va il capitano, ancora lui, Torcivia, la parata per Di Chizzi, chiude il suo palo, bravo qui il numero 2, bravo anche Torcivia a liberarsi, non va però a colpire in maniera decisiva. Attenzione però, solissimo qui Napoli, il palo lo ferma, la buona ancora per Esposito, toccato, non c'è niente, può ripartire lo Sporting. Attenzione a Bardan, sempre lui, il tiro, parato da Diliberto. Ha rischiato qui lo Sporting, rischia anche il Mistral, capovolgimenti di fronte, Dorio, esce per Di Chizzi, male, e c'è la rete, ha segnato Esposito. Un errore al DJ set perché ha segnato Esposito, si arrabbia per Di Chizzi in panchina. Time out 2-0 tra Mistral e Sporting Alcamo, qualche secondo di pausa anche per noi.
2-0. Ha segnato il Mistral, gol raddoppio con Sposito. Si è corretta durante il time out la speaker per la formazione oro-nero. Segnato Sposito, bravo a crederci dopo il tiro parato da Perdichizzi un'altra volta in uscita bassa. Non trattiene il pallone però il portierone dello Sporting Alchemy, e quindi di nuovo gol Mistral, raddoppio oro-nero, gol di Sposito. E il pallone in campo Monteleone, anzi no, aveva rimessa Mistral, che adesso ci crede a 8 minuti al termine del primo tempo. Capitan Torciglia chiama la corsa, interlocutore di Dorio, in realtà guarda Napoli, non riesce ad arrivare sul pallone il numero 19. Scalavino alla battuta di questa rimessa. Zoppo rischia Zoppo, riprende palla con Esposito, ancora lui al centro, fermato Murò. Che intervento di Monteleone. Bardam ha rischiato qui, forse no, con più esperienza, ovvero Zoppo, ma attenzione a questo, aveva fermato perfettamente Filiberto. Non mantiene il pallone in campo il portierone del Mistral. Zoppo, Monteleone, Zoppo, passa il pallone, lo riprende Dorio. Napoli agisce sulla sinistra, rientra sul destro, ancora Napoli, fermato da Scalavino. Sempre pallone per il Mistral, chiama il cambio mister Cappello. Esce proprio Esposito, autore del gol del raddoppio. Rizzo, scava di suola, troppo forse, perde il pallone, poi lo sporca. Entra in campo Rizzo, qualche problema con le scarpe. Cascino anche lui riprende posto nel parquet del Paloreto, che sta vedendo vincere il Mistral 2-0. Zoppo, ancora lui, fermato, non è irregolare. Fischia il 2 arbitrale. Zoppo vuole, qua Monteleone viene fermato. Cascino, la rete anche di Cascino, doppietta 3-0. Tris Mistral, doppietta di Cascino. Bardam prova a reagire adesso al Sporting, fermato Bardam, irregolare, calcio di punizione. Peccato per lo Sporting, poche occasioni, dietro si è preso bene. Bardam, ancora Bardam Plaza, la giocata, il tiro, deviazione addirittura di Adragna, se non vado errato, neoentrato Giorgio Adragna, classe 2007, ha convinto mister Giacalone tant'è da convocarlo per la prima uscita stagionale tra i grandi. Rizzo, una palla a basso copo, esce Perdichizzi, fuori all'aria, attenzione ancora il pallone, fermato perfettamente Murò. Calcio d'angolo, qualche lamentela. Cascino, di nuovo verso Murò, fermato Rizzo, grande parata di Perdichizzi.
Bardan, sempre il 9, le giocate, va dietro. Scalavino, Rizzo, spaccata, non riesce a prendere il pallone, ancora Dragna di Liberto, ma addirittura lui, Cascino è buono, ancora il 9, esce perfettamente per Di Chizzi, innescato a Di Liberto, Cascino si va a fermare un'altra volta dal portiere avversario, ma è comunque corner. Passo poco, Muro, Rizzo, passo poco, gira palla, sinistra, a cercare un per tutti, la difesa comunque violata 3 volte nel corso di questa partita dello Sporting Alcamo. Ancora indenne invece Di Liberto, che rischia qua, rischia troppo, difende il pallone, c'è il fallo, mantiene troppo tempo la palla Di Liberto nella propria metà campo, calcio di punizione, ingenuità qua del numero 26. Bardan fa anche pensare al tiro, ci prova invece Scalavino e finisce sul fondo. Parte il Mistral, Rizzo controlla, ancora lui, sempre Rizzo fermato, l'uscita bassa, perfetto un'altra volta per Rizzo, sicuramente il migliore tra i suoi, questo non è mai un buon segno, poi il tiro provato qua da Cascino, alla ripresa da per Di Chizzi, dopo il tiro di Cascino. Scalavino rischia, prende palla Cascino col tacco, ritorna da Scalavino il pallone. Barda, può ripartire il numero 9, può ripartire lo Sporting, ancora con Baldan. Adragna controlla, male. Di Liberto la fa sua. Cascino, pensa a lui, apre da Muro al centro, basso Cobo, 4-0. Alexandre Bassocobo 4-0, partita ormai in punti per il misto, non poteva esserci esordio migliore almeno per questo primo tempo della formazione palermitana. Sporting attonito, un'altra azione clamorosa degli ormai. Scalavino, il tacco di Adragna Di Liberto, basso poco, rischia, tacco addirittura, ottime idee. Si ferma comunque sul fondo, laterale, per Di Chizzi, dopo la battuta di questa rimessa. Barda, ancora Barda, va dietro, Scalavino, Barda, qua Scalavino, anzi parliamo di Zoppo, rientrato in campo il numero 11, Scalavino, adesso Zoppo, Barda, se ne va, ancora, fermato, fallo, prova ad inventare, quindi qua Barda, calcio di punizione, Scalavino sul pallone. Allora, punteggio netto, 4-0 per il Mistral, proverà in questa azione lo Sporting Alcamo a rimediare quantomeno a un primo tempo dal punto di vista del punteggio e non solo, forse
anche per altri frangenti disastrosi. Scalavino, Bardan, Muro, anzi Rizzo, pardon, para lui, non con un braccio come voleva Bardan. Scodella, Bardan, Scalavino, si era coordinato bene, ma il pallone finisce ampiamente sul fondo. In 2 tocchi arriva in porta Muro, 5-0. Manita nel corso del primo tempo del Mistral, sta dominando l'incontro. Sporting inerme. Barda deve fare qualcosa, lui, l'uomo da 150 gol in 3 stagioni, oggi però a secco. Va Barda per smentirmi subito. Zoppo fermato però qui dalla chiusura di Muro, autore del quinto gol. Fantastico Manuele Del Futsal, il quinto gol del Mistral in 2 tocchi, partendo da Di Liberto si è arrivati in porta. Scalavino sbaglia qui il passaggio Zoppo, e attenzione, corre Muro, 2 contro 0 per Bassocopo, 6-0. È uscito dal campo lo Sporting Alcamo, c'è solamente il Mistral, doppietta anche per Bassocopo, oltre alla doppietta di Cascini e i gol di Esposito e Muro. 6-0. Batte Di Giuseppe, capitano rientrato nel corso degli ultimi minuti, sbaglia Zoppo, fallo di Napoli. Quinto fallo commesso dal Mistral, non ci eravamo quasi accorti per via di una dominanza estrema, soprattutto nella seconda parte di primo tempo. 6-0. Barda, stoppa il pallone subito Lucchese, prova a correre, l'italiano favorisce la presa di Perdichis e lancia poi fuori di misura del numero 2 per Di Giuseppe. Nonostante i 6 gol presi, sicuramente il più positivo dei suoi, il portiere dello Sporting. Rischia Torciglia insieme a Muro, Di Liberto poi, ma proprio la Muro che non riesce a mantenere i palloni in campo. 6-0 per il Mistral. Di Giuseppe, Bardan, ancora il numero 9, insiste Bardan, attenzione a Di Liberto, quasi ci colpisce, destro potentissimo di Francesco Di Liberto, qualche incertezza ma ancora forte inviolata però. Molta proposta in avanti per il 26. Zoppo, Monteleone, fermato, doppio intervento, uno per parte, giallo per Muro. Allora mi sa che l'intervento segnalato è quello ai danni di Monteleone. Mancano 35 secondi al termine del primo tempo. Tiro libero
per lo Sporting Alcamo, sesto fallo commesso dal Mistral. 6 sono anche i gol segnati. Vediamo se Di Giuseppe aprirà il conto anche per lo Sporting Alcamo. Potrebbe essere il capitano a segnare il primo storico gol degli alcamesi in Serie B nella storia della società. Giuseppe contro Di Liberto, fischiano gli arbitri, va lui e c'è la rete. 6-1, perfetto il tiro libero di Giuseppe. Non c'è bisogno di fermarci perché non crediamo che faranno festa, ragazzi del Mistral, che comunque sta dominando. A 1. Attenzione qua, Napoli chiude la traiettoria del pallone per Di Chizzi. Gol dello Sporting, sfrutta un'ingenuità del Mistral che concede 6 falli. Barba, Zoppo, pressing alto ma senza intenzione di far male quello del Mistral. Finisce il primo tempo, aveva messo in porta Di Giuseppe qui Monteleone. 6-1, a tra poco. Qualche errore l'hanno commesso, ma i gol se vengono sempre da errori, per cui no, sono contento della prestazione perché dopo 3 giorni tenere dei ritmi ancora alti di molta intensità mi fa sempre ben sperare, sempre anche per il proseguo del campionato. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo trovato una squadra che non ci stava a mollare la presa e poi nel secondo tempo un po' abbiamo gestito un po' la situazione cercando anche di arrotondare il risultato, però va bene così. Ha fatto due gol di ottima fattura, belli entrambi, soprattutto quello di Drop, il primo, e il secondo quando il portiere nel rinviare palla si è trovato un po' fuori dai pali e lo ha purgato con un alto tiro forte e teso che è andato in rete, per cui sono contento per il ragazzo perché almeno dallo scorso anno quando era con me ha provato tante volte a cercare il gol e non l'ha trovato, e sono contento per il ragazzo che oggi si è venuta addirittura una doppietta. L'unica partita un po' che abbiamo, tra virgolette, non giocato da Don Carlo Misilmeri è stata quella del derby con il Marineo, che non abbiamo fatto tra l'altro nemmeno una brutta partita, non abbiamo trovato il gol del pareggio, siamo rimasti in 10 dopo 4 minuti del secondo tempo. Non mi era piaciuto l'atteggiamento e soprattutto non mi era piaciuto l'aggressività che di solito noi abbiamo in campo, e lì in quella partita non l'abbiamo avuto e il Marineo ha vinto anche in un'unica occasione, ha portato la partita alla fine con l'1-0. Quella è un po' la partita che un po' mi ha fatto arrabbiare. Poi nelle altre partite abbiamo sempre giocato, anche con lo Sciacca abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto 70 minuti il pallino del gioco, abbiamo sfiorato più volte il 2-0, però ormai è tutto archiviato e adesso pensiamo a quello che è la prossima gara, che è una gara difficile di campionato, che è il Casteldaccia. Molto probabile il Sheriff verrà ceduto e allora non l'ho convocato anche per questo motivo. Per Ban diciamo che abbiamo qualche problema di tesseramento, abbiamo rifatto il biglietto, se riesce lui nel giro di poco tempo a risolvere il problema lo aspettiamo a braccia aperte, anche perché già da 2 settimane e mezzo che si allena con noi
sai, nel caso in cui non riesci a farlo nel più breve tempo possibile, perché noi abbiamo bisogno, visto, abbiamo 18 giocatori, 19 giocatori, di trovare ancora un attaccante che soprattutto ti dà la possibilità di dare le alternative a Ricciulli e lo stesso Tripoli, che ben venga. Lo aspettiamo, ma non possiamo aspettare tanto. Noi avevamo 2 gol di vantaggio e gli ho detto ai ragazzi che dovevamo chiuderla subito per non soffrire, perché è normale che l'altra squadra cerca di giocarsi tutte le proprie carte. Noi abbiamo fatto mezz'ora alla grande dove eravamo padroni del campo, abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo gol, segni il rigore e finiva la partita. Lì abbiamo staccato la spina perché troppa sufficienza, no, sembrava che la partita era facile, ma non è così. Nel secondo tempo gli ho detto ai ragazzi appunto che se continuavamo a giocare così si riapriva anche la qualificazione, però la squadra si è messa bene in campo, abbiamo rischiato poco, era normale che loro tentavano il tutto per tutto, però alla fine bene così, quello che era importante era qualificarsi. Tra l'altro buone risposte dalla squadra, visto che oggi tra rotazioni fatte volontariamente, altre un po' forzate come quella di Concialdi, comunque chi è sceso in campo, soprattutto Yander, hanno dato buoni segnali. Sì, abbiamo fatto giocare 6-7 ragazzi che giocano meno, quindi sapevo cosa mi potevano dare, però ho le idee ancora più chiare, che hanno dato un grosso contributo. Ha debuttato il ragazzino Pisciotte 2007 in avanti, ha fatto bene, quindi sappiamo che ci possiamo puntare su questi giovani. L'ho chiesto a mister Melillo, lo chiedo anche a te, quanti appunti hai preso in vista di domenica, del rematch che però è per il campionato? Domenica sarà un'altra partita, ci sarà da soffrire perché l'Accademia Trapani è una buona squadra, allenata bene da Melillo, quindi sono convinto che ci sarà da soffrire. Ci giochiamo le nostre carte, proviamo a fare un'altra grande prestazione e possibilmente cercare di vincere. Qualche errore l'hanno commesso, ma i gol se vengono sempre da errori, per cui no, sono contento della prestazione perché dopo 3 giorni tenere dei ritmi ancora alti di molta intensità mi fa sempre ben sperare, sempre anche per il proseguo del campionato. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo trovato una squadra che non ci stava a mollare la presa e poi nel secondo tempo un po' abbiamo gestito un po' la situazione cercando anche di arrotondare il risultato, però va bene così. Ha fatto due gol di ottima fattura, belli entrambi, soprattutto quello di Drop, il primo, e il secondo quando il portiere nel rinviare palla si è trovato un po' fuori dai pali e lo ha purgato con un alto tiro forte e teso che è andato in rete, per cui sono contento per il ragazzo perché almeno dallo scorso anno quando era con me ha provato tante volte a cercare il gol e non l'ha trovato, e sono contento per il ragazzo che oggi sia venuto addirittura una doppietta. L'unica partita un po' che abbiamo tra virgolette non giocato da Don Carlo Misilmeri è stata quella del derby con il Marineo, che non abbiamo fatto tra l'altro nemmeno una brutta partita, non abbiamo trovato il gol del pareggio, siamo rimasti in 10 dopo 4 minuti del secondo tempo. Non mi era piaciuto l'atteggiamento e soprattutto non mi era piaciuta l'aggressività che di solito noi abbiamo in campo e lì in quella partita non l'abbiamo avuto e il Marineo ha vinto anche in un'unica occasione, ha portato la partita alla fine con l'1-0. Quella è un po' la partita che un po' mi ha fatto arrabbiare. Poi nelle altre partite abbiamo sempre giocato, anche con lo Sciacca abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto 70 minuti il pallino del gioco, abbiamo sfiorato più volte il 2-0.
però ormai è tutto archiviato e adesso pensiamo a quello che è la prossima gara, che è una gara difficile di campionato, che è il Casteldaccia. Molto probabile il Sheriff verrà ceduto e allora non l'ho convocato anche per questo motivo. Per Ban diciamo che abbiamo qualche problema di tesseramento, abbiamo rifatto il biglietto, se riesce lui nel giro di poco tempo a risolvere il problema lo aspettiamo a braccia aperte, anche perché già da 2 settimane e mezzo che si allena con noi. Se nel caso in cui non riesce a farlo nel più breve tempo possibile, perché noi abbiamo bisogno, visto abbiamo 18 giocatori, 19 giocatori, di trovare ancora un attaccante che soprattutto ti dà la possibilità di dare le alternative a Ricciulli e lo stesso Tripoli, che ben venga, però lo aspettiamo, ma non possiamo aspettare tanto. Noi avevamo 2 gol di vantaggio e gli ho detto ai ragazzi che dovevamo chiuderla subito per non soffrire, perché è normale che l'altra squadra cerca di giocarsi tutte le proprie carte. Noi abbiamo fatto mezz'ora alla grande dove eravamo padroni del campo, abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo gol, segni rigore e finiva la partita. Lì abbiamo staccato la spina perché troppa sufficienza, no, sembrava che la partita era facile, ma non è così. Nel secondo inizia il secondo tempo, la sfida tra Mistral, Palermo e Sporting Alcamo. Un primo tempo dominato dal punteggio tennistico del Mistral Palermo, 6-0 il parziale, poi alla fine il gol a tiro libero di Giuseppe. E qua prova subito Cascino, fermato da un super Perdichizzi. Attenzione a Cascino, fermato a sua volta però da Zoppo, e poi il tiro stuppato un'altra volta da Perdichizzi. Quello che abbiamo visto in questi primi 40 secondi è stato un po' il tran tran del primo tempo. I tiri del Mistral veloci, pericolosi, e Perdichizzi che dove poi ci ha messo la mano, i piedi, un po' di difesa granitica ma solo all'apparenza. Poi il Mistral sa come trovare il buco e ci prova con Murò che apre. Cascino, il tacco a liberare proprio Murò, poi rimane lì, trova il tacco a sua volta in quella parte di campo. Rizzo poteva forse essere meno lezioso e più concreto, Rizzo, che è anche l'unico ammonito della gara per il fallo che ha concesso, per il tiro libero. Giuseppe ha provato con la testa a sorprendere Di Liberto, non c'è riuscito. Muro, Rizzo per Muro, prende controllo, ancora il numero 8, esce Perdichizzi che la fa sua, scivola nel parquet del Paloreto, che ospita quindi per la prima volta in campionato il Mistral Palermo, che sta portando fortuna. 6-0, come dicevo prima. E poi forse l'unica nota stonata, il gol subito su tiro libero. C'era arrivato Di Liberto ma poteva poco. Un tiro forte, teso, raso terra di Giuseppe. Muro se ne va al centro, Muro, Scalavino, corre lui, 2 contro 1, Scalavino ha provato il tiro, forse poteva anche aspettare e servire. Angel Bardam Plaza, 150 gol negli ultimi 3 anni al Marsala campione in Italia di C1 con proprio mister Giacalone in panchina, nuovo tecnico dello Sporting Alcamo. Doveva fare il vice a cappello in questa nuova avventura il Mistral Palermo, in realtà ha scelto
di mettersi in proprio con lo Sporting. Quindi tregge il quartetto giallo, taglia qui verso Cascino, invece Rizzo non è che non ha subito deviazioni e allora riprende Scalavino. 17-17 al termine della gara, giocatori che sembrano anche abbastanza convinti a far girare più il pallone. Qua atterrato, non è a regolare di Giuseppe. Bellissimo, proprio lì mister Giacalone squalificato dalla passata stagione e quindi lì in panchina non c'è lui, è in tribuna, cambia pochissimo visto che al Paloreto è vicinissimo il parquet rispetto agli spalti. Rizzo, Dorio, Muro, Cascino, Dorio, va il 4, palla ripresa da Rizzo, Filiberto, l'abbiamo visto, ama farsi vedere avanti, a disposizione per il Mistral c'è anche Giglio, lo scorso al 3M, la seconda parte di stagione. Muro, Dorio, Rizzo, ritorna all'8, ancora Dorio, Cascino, prende palla, il tiro, palo di Cascino, palo esterno, Lemme che però stava quasi per fregare per Di Chizzi, esce perfettamente poi Dorio che scivola, si arrabbia, Dorio pugna al parquet, era un'occasione importante dopo la liberatoria col tacco di Muro. Scalavino controlla a destra, aspetta la corsa di Giuseppe, ritorna dietro, ancora Bardan, il tiro esterno, direzione di Muro e si prende di Berto una toccata. La palla è per lo Sporting, Scalavino, destro secco, 6-2, Scalavino. Grande gol. Cambia poco il punteggio, ma è un gol che può dare fiducia, manca ancora un quarto d'ora di gioco alla fine. Muro. Cascino sul destro, il tacco, liberare una volta Rizzo, allora al centro, grande giocata, fare il Mistra di Liberto, vuole un po' a metà, ci arriva Dorio, Cascino poi deve girarsi, insiste Cascino, Rizzo, Muro, destro potente, fuori misura, ha provato qui Muro, prende palla un'altra volta qui il Mistral, con Rizzo bravo zoppo, anche se numero 11 sembrerebbe essere un pochettino fuori condizione ancora, una carriera clamorosa, ricordiamo ha toccato anche la Serie A, principale elemento d'esperienza di questo Sporting, la tocca poi qua. Muro di nuovo al tiro per Di Chizzi, e Rizzo si accontenta, l'ha rimesso, scambio, Rizzo ribucato, bello, Cascino, vedere Filiberto filtrante a cercare Rizzo, funziona la sponda perché c'è Dorio,
al centro, Rizz in qualche modo, per Di Chizzi non ci arriva, ma c'è un fallo ai danni di Perdi Chizzi. Spinto nettamente di Giuseppe, accumulativo Zoppo, Scalavini, ancora a terra di Giuseppe, si arrabbia il capitano, non c'è stato neanche il cumulativo, che gli arbitri non hanno segnalato nulla. Arrabbiatissimo i sostenitori dello Sporting, se ne va Cascino, la gara è viva, dal 6-0 parziale siamo passati al 6-2. Muro, ancora lui, il tiro, fuori. Lo Sporting sembra sempre potenziale a subire. Non c'è niente, ancora su Giuseppe. Rizzo poi ritorna con fallo di Giuseppe. Polemico il capitano, giallo per lui. E già da un po' che si lamenta dopo quei 2 contattini non fischiati. Si arrabbiano i tifosi dello Sporting. Magari qualcuno di quelli ci stava anche. Prima fallo commesso dai gialli. Mancano poco meno di 13 minuti. Sporting, sappiamo, 11 giocatori in distinto, un po' rimaneggiato anche perché 3 di questi sono praticamente portieri. Solo 8 giocatori di movimento. Abbiamo visto Adragna, abbiamo visto Monteleone, abbiamo visto ancora, a dire il vero, Di Gaetano l'anno scorso in forza alle Bonifato Alto. Non dai Rizzo, la giocata, Murò, esiste, prova il tiro, per Di Chizzi, tiene lì. Bardan riprende palla ancora una volta Rizzo, perde Chizzi, Murò, cambio con Bassocobo, rientrato in campo, qualche minuto di pausa meritata per la doppietta per Alexandre Bassocobo, che si insiste, ancora lui, può andare il tiro, alto, grande corsa, grande spirito, grande leadership lì dietro, valore aggiunto clamoroso, Alexandre Bassocobo. Per Di Chizzi va lontano, la stoppa di Giuseppe, la palla di Liberto, fischio in gola, attenzione ancora a Murò, c'è la rete di Murò, 7-2. Doppietta per lui, 7-2, doppietta per Murò, doppietta per Cascino, doppietta per Basso e gol di Esposito per il Mistra. Si riattiva un po' la torsida oro-nero, fa brutto il fallo di Esposito, dritto su Zoppo, giallo per lui.
se non vado errato era già ammonito. Se mi confondo, sì. Non c'è un'altra segnalazione. Non era Esposito, un ammonito. Il Mistral. Bardan. Zoppo. Ancora per Bardan, ora centrale Bardan. Scalavini, di testa. Scava questo pallone per Zoppo. Ancora Bardan. Giuseppe, dall'altro lato. Quartetto offensivo per mister Giacalotto. Scalavini. Zoppo, la giocata, ancora il numero 11, rischia l'ultimo uomo adesso. Freddy Chizzi può andare lontano. Di Liberto per battere questa rimessa. Napoli. Spazio quindi anche per Napoli, per Esposito. Da subentranti hanno fatto molto bene. Napoli, fermato. Prende palla bassa. Partecipa all'azione anche Torcivia, il capitano. Rischia, è ultimo. Scambio con Esposito. Torcivia e poi incredibile flipper che favorisce Perdi Chizzi. Va solo a metterla dentro Esposito. Colpisce il portiere avversario ma spunta ancora Napoli. Torcivia al centro per Esposito che fa un altro clamoroso errore. Si è mangiato 2 gol fatti Esposito per poter fare anche lui doppietta, per poter mettere a 8 i gol odierni. Torcivia, capitano, ancora per Esposito, si gira, sempre Esposito, va dietro. Applausi per la panchina del Mistral. Napoli, Esposito, aspetta, prova, basso, ancora Napoli, alza il pallone, ancora lui, Napoli, fermato. E Giuseppe, più o meno disturbato del capitano dello Sporting. Adesso palla di nuovo per gli alcamesi con Scalavini. Scalavino pericoloso, ci mette le mani di Liberto. Corner. 9:32 alla fine, manca meno della metà. Secondo tempo, alla sua fine. Basso, perde palla, esce di Liberto, ancora lui, rischia, ma è su 2 contro 1. È solo Torcivia, palo clamoroso di Torcivia. Scalavino dall'altra parte, attenzione allo Sporting, scorre spaccate, il tiro, ancora Scalavino, ancora lui. 7-3. Molti si aspettavano Bardan oppure Zoppo, per ora è Scalavino che si prende la scena all'Alcamo con la sua doppietta all'esordio con la maglia alcamese in Serie B. Torcivia riprende palla Bardan, manca lui, torna sul sinistro. Liberto non evita il calcio d'angolo, sinistro destro, fermato da Torcivia, però Bardan ci crede invece lo Sport. Tornano 4 reti di distanza. Monteleone con Scalavino, che giocata, Scalavino, sempre lui, Di Liberto, formidabile qua Scalavino.
Leone, mediazione, Esposito, Napoli, ancora allora Torcivia, Esposito, Basso, Torcivia, Esposito, si gira, fermato in maniera irregolare, anzi regolare, sbaglia però il pallone di Giuseppe e a terra Esposito, può andare Torcivia, Torcivia! È rimasto a terra Esposito, il tiro del capitano del Mistral, discorsi poi al centro del campo tra Di Giuseppe e Basso, tiro di Torcivia, che finisce però ampiamente sul fondo. 7-3. Bardan, ancora il 9, dopo scambio con Giuseppe, sempre Bardan, sbaglia, Torcivia riprende palla, con il numero 7, corre il capitano, c'è Basso dall'altra parte, non c'è niente per il 2 arbitrale, attenzione, 2 contro 1, Bardan per Scalavino, Di Liberto, che parata fenomenale! Attenzione, discorsi al centro dell'area di rigore tra Torcivia e Barda. Scalavino vicino alla difetta, ma super di Liberto. Esposito, attenzione adesso, contropiede Mistra, Torcivia controlla il capitano, poi il 7, Torcivia, 8-3, segna il capitano. Segna anche il capitano, segna anche Torcivia, 8-3, si sprecano i cori per lui, che è solo un capitano. 8-3, 7 minuti e 27 secondi alla fine, tornano 5 le reti di distanza tra Mistral e Sporting. Torcivia, grande gol, già aveva preso feeling con la porta, pensa il capitano ancora lui, fermato, Scalavino, perde Chizzi, pressato, la centrale ma trova Dori, in reazione poi favorisce il rilancio di Perdicchizzi, Bardan, spinta d'esperienza, time out chiamato dal Mistral, 8-3, pausa anche per noi, dopo i reti Torcivia, quelli del punteggio, mancano quasi 7 minuti.
si riprende 8-3 per il Mistral. Gol di Torcivia qualche secondo fa, 7 minuti alla fine. Gara veramente mai in dubbio, però nella ripresa lo Sporting sta giocando con un piglio diverso. Scalavino, Barba, contrato palla in favore del Mistral. Scodella cerca un'altra volta Muro, però raccoglie il pallone quando già era uscito, e allora sarà di nuovo rimessa per lo Sporting. Badan colpito, regolare l'intervento di Dori. Napoli, Dori va a cercare Cascino, e arriva sul pallone il numero 9 che stava portando a compimento un'azione davvero numero 9, da attaccante della profondità di calcio a 11, che da pivot di calcio a 5. E prende palla con il Mistral, fa proprio Cascino, tripletta, non perfetto per Di Chizzi, 9-3. Minuti al termine, gol del Mistral con Cascino, tripletta personale per Tony Cascino. Tornano quindi a 6 reti di distacco, lo stesso del 6-0 parziale che sta maturando al termine del primo tempo, prima del gol di Titusè, a tiro libero. Scalavino, Dorio insiste, poi qua contatto senza alcuna irregolarità né da una parte né dall'altra. È rimasto a terra un giocatore del Mistral, si tratta proprio di Cascino, autore del gol della tripletta. La palla è ancora buona per Dioro Nero, provato qui la corsa a Muro, ma viene fermato nel campo che finisce. 5-16 al termine, accanto alla nostra scoreboard, adesso è sopra la scoreboard, potete vedere il tabellone del Paloreto che sta per essere battezzato al meglio dal Mistral. Bardan, ancora lui, vede Monteleone, esce perfettamente un'altra volta Ciccio Di Liberto, un po' impreciso forse nella prima parte, in qualche fondamentale, ma ripresa paradossalmente migliore per Di Liberto nonostante i gol presi. Un intervento clamoroso su Scalavino sul 7-3. E chi lo sa, magari poteva anche riaprire la gara. Attenzione, Muro fermato da Zoppo, riparte l'ex Avellino, apre dall'altra parte di campo dove c'è ancora Monteleone, prende palla, Scalavino, Monteleone fermato e poi Cascino. Vantaggio Mistral. Dorio al secondo, c'è Muro, può insistere ancora il Mistral. Sarà un fallo che sarà contato su Cascino. Scambio di batticini qui con Zoppo, protagonisti del sinistro lì al centro del campo. Muro si propone Dorio, lo vede ora Rizzo, lo scambio e il tiro. Grande gol, è il 10º segnato dal Diez.
215 secondi alla fine. 10-3. Triple anche per Rizzo. Calcio di punizione in favore di Sporting, sfiduciato dopo un'ottima prima parte di ripresa. Tornato vivo il mister, palo colpito qua da Rizzo, ma non c'è niente perché c'è stata un'infrazione da parte di un giocatore del mister proprio durante il calcio di punizione. Forse si è mossa prima la barriera. Scalabino, Bardan, ancora lui, esiste Bardan, fermato senza fallo, si è tuffato Bardan, la palla per il mister. Dorio, ancora Dorio, e sono 11. Un'altra volta, per l'11ª volta, il mister, meno di 3 minuti alla fine, spazio anche per Di Gaetano, lo Sporting. Scalabino il tiro di Liberto, con un cestista, controlla il pallone, Murò, tocco di Rizzo, senza Di Gaetano, girata prima Bontini, Di Liberto, Dori, deve andare avanti, non ne qua il rischio però, il mister, di qua Scalabino, fermato. Perde un altro pallone. Canta il Paloreto, come dicevo prima, battezzato al meglio dal mister. Spazio anche per Calisti in questa parte finale di gara per gli Oronero. Fallo, anzi, rimessa in favore dello Sporting. Prepara il destro Bardan, per Scalabino da pivot, si gira ma non trova la porta. 97 secondi al termine. Rizzo, Dorio, ancora per Rizzo, ora per il 4, fermato, contropiede Sporting con Zoppo al centro, Bardan salta il portiere e c'è anche la prima rete in maglia alcamese di Bardan. Angel Bardan Plaza, più di 150 reti negli ultimi 3 anni con la maglia del Marsala, trova la rete anche con lo Sporting Ancona, lo fa a 65 secondi dal termine della gara. Lucchese e Calisti, giovanissimi del Mistral, che adesso si muovono anche
in fase di pressing, questi secondi finali di gara. Rizzo, pensa anche al tiro, si appoggia a Calisti, fare poi per il 18, Lucchese, Calisti, scambiano i due, fermato, riparte Chizzi, Di Gaetano controlla e viene sbilanciato in maniera regolare però da Rizzo. Cosa possiamo dire di questa partita? Quando mancano 37 secondi alla fine, Mistral ha dominato il primo tempo, è venuto spesso e volentieri fuori, oppure al tempo stesso si è spento lo Sporting dopo la metà di ogni frazione. 4 gol che però in confronto agli 11 segnati dalla formazione palermitana sono nulla. Parte benissimo il nuovo corso del Mistral, adesso con una nuova denominazione, quasi tutta nuova la società, nuovo ma al tempo stesso già conosciuto mister Cappello. È già una tromba che suona qui dal Palo Reto, perché il Mistral si candida a quello che sarà un campionato di vertice. Finisce Mistral Sporting Alcamo 11-4. Parte la musica, noi ci salutiamo, vi ricordiamo con tutti gli appuntamenti qui su Sportisi domani, domenica, calcio a 11 ovviamente, 3 partite in diretta, più tardi alle ore 5 Athletic Club 3M, il nostro Ciccio Camuca, e alle 6 Cesar Palermo, Marco Genduso. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, alla prossima. Gabriele Rispetto è tutto, un abbraccio amici di Sport.